E questa è la mia sensazione, io non ce la faccio più. E poi non ce la faccio più neanche con la testa, se continuo ad andare avanti così mi hanno rovinata. I ladri dei nani hanno colpito ancora qui in via Monviso a Favaro Veneto, una storia questa che può portare al sorriso, una storia che può sembrare leggera, in realtà sta provocando gravi problemi alla signora Adriana, la proprietaria di questi nanetti. Adriana Ferreresso, che un tempo in aeroporto ha accolto Papa Wojtyla con i fiori della sua attività, oggi da pensionata, dopo aver subito la notte scorsa l'ultima delle 2 incursioni dei ladri nel giardino della sua villetta, continua a piangere e non si capacita del furto dei ricordi più cari della sua defunta mamma. Perché io non faccio che piangere tutti i giorni. È come mi avessero rotto di nuovo, che mia madre fosse morta di nuovo. Per alcuni la reazione di Adriana può sembrare addirittura eccessiva ed esagerata, ma chi può stilare una classifica del dolore in base ai ricordi evocati dal proprio vissuto? Io cerco di darmi forza, io questa notte non ho dormito perché ho dovuto guardare sempre fuori ogni tanto, ogni rumore, correvo, magari era una macchina che sbatteva le porte. Quindi Biancaneve è rimasta privata di 3 suoi piccoli amici. Quando ci siamo alzati alla mattina abbiamo visto che mancava Cucciolo, questo Era qua? che era qua. Scomparso con Cucciolo anche Dotto e Gongolo, non si sa se per un dispetto o da parte del famoso gruppo del Fronte di Liberazione dei Nani da Giardino. Fatto sta che Biancaneve se l'è vista proprio brutta. Prima di tutto volevano portarsi via Biancaneve. Però pesano queste statue. Allora questi qui sì, è molto pesante. Ladri in fuga anche con i funghetti e molti animali del bosco, ma il cuore della signora Adriana è colmo di speranza in un loro presto ritorno a casa. Questi nani alla mia morte vengano donati dai miei figli alla chiesa di Carpenedo, che li possano mettere o in montagna o in altre casa famiglia, in qualche posto dove i piccoli bambini si devono divertire. Per un finale da favola della serie e vissero tutti felici e contenti. Hey ho, a casa riposa.